Ciao amici e bentornati per questo 104esimo episodio della nostra partita con l'Italia. Come potete vedere qua la penisola iberica è davanti a noi e noterete che c'è qualcosa di strano, sembra quasi che la Spagna non domini più la penisola iberica, sembra come se il tricolore risplendesse ovunque. Sembra come se Madrid fosse occupata dall'esercito italiano, è proprio così. Quindi questa guerra che poteva essere abbastanza difficile, in realtà, nonostante la mancanza della Francia dalla nostra parte, è stata, come dire, una guerra lampo perché in breve tempo, in meno di un anno, l'intero suolo iberico è sotto assedio e appunto Madrid è già caduta nelle nostre mani. E la capitale. La situazione non è proprio identica in America del Sud, dove uno sbarco scozzese provvidenziale si vede che ha facilitato i portoghesi. Sono riusciti anche a sconfiggerci perché il comando delle operazioni è stato portato avanti dall'inesperta armata argentina e che dire, stavamo mandando delle truppe a gran velocità, le marce forzate che coinvolgono questa armata e dal Messico sperando che raggiungano il Sud America il prima possibile, perché noi qui abbiamo solo poche centinaia di uomini e sarà difficile sconfiggere questi 17.000 nemici vista l'inesperienza dei nostri alleati. Allora, che dire, c'è una novità importante. Stavamo anche preparandoci per dichiarare guerra alla Sassonia per convertirli alla vera fede e anche per restituire Ruppin al Brandeburgo, il nostro possedimento, che rivendica legittimamente questi territori da molto tempo. Dovremmo fare anche presto pace con Genova e l'Austria, in quanto c'è desiderio di pace e anche in quanto dobbiamo liberare il Baden, e ho scoperto che i core del Baden stanno per scadere. Tranne per l'Alsazia. L'Alsazia dura di più, però i core del Baden stanno per scadere in queste due province. Ci sono anche delle novità interessanti, cioè questa. La Francia e la Boemia hanno una successione disputata, in particolare la Francia ha un re di 15 anni, per ora non ha figli, è molto improbabile che muoia ora e noi non ce lo auguriamo nemmeno, naturalmente, però casomai capitasse, un nobile di casa Gonzaga succederebbe al trono. Non sia mai che muoia così giovane, però sai, dato che ha ultimamente rotto l'alleanza con noi, così potrebbe capitare di qualcosa. Allo stesso modo la Boemia è una successione disputata, però abbiamo relazioni molto negative, ma neanche troppo, si sentono minacciati da noi. Vediamo se c'è qualche speranza. Si potrebbe fare... Ah, sono molto propensi a fare un matrimonio reale, in realtà. Anche lui è sedicenne, senza eredi. Chissà che magari uno dei due non muoia per qualche ragione a noi ignota prematuramente. Noi tra l'altro, se ben ricordo, ecco, abbiamo ancora una relazione libera grazie al titolo imperiale che ci ha fornito due relazioni diplomatiche extra. Perciò, ma credo che non ce ne pentiremo, perché soprattutto ce ne pentiremo se morisse e succedesse un Asburgo al trono. Non sia mai, anche perché insomma, i boemi sono stati dei nostri nemici a lungo e riuscire a porre un Gonzaga a capo della Boemia sarebbe davvero fantastico.
quindi facciamo pure questo matrimonio reale. Riguardo a queste guerre che stiamo portando avanti, vi devo dire che prima di registrare questo episodio, sono stato molto combattuto perché da un lato avrei voluto fare una scorpacciata di province enorme, anche un'indigestione, non mi importava nulla, pur di conquistare praticamente buona parte dei territori di Austria, Genova, Savoia, Spagna e Portogallo, magari tutti insieme. Naturalmente la sovraestensione sarebbe schizzata alle stelle, però l'occasione era davvero ghiotta. D'altronde siamo molto sovraestesi già, quindi era difficile, no, trovare una soluzione. Però poi ho fatto un altro ragionamento e ho pensato che questi territori, l'Austria, Savoia e Genova, in realtà sono già nell'impero. E io sono convinto che prima o poi riusciremo a passare tutte queste riforme e riusciremo anche a passare la riforma Renovatio Imperi, ovvero la ricostituzione dell'impero romano, Sacro Romano Impero. E con questa decisione tutti gli stati dell'impero pacificamente, senza costi, entrerebbero a far parte della nostra nazione. Quindi non ha senso in realtà appesantire ora il nostro stato, spendere punti amministrativi e poi comunque ricordate che più province si hanno, più tempo ci vuole per integrarle e quindi rallentare la nostra espansione per avere delle province che potrebbero essere nostre comunque con facilità più avanti. Con facilità, vabbè, è un processo lungo, però sarebbe insomma forse più razionale e avveduto non tentare questa conquista esagerata, ma magari puntare solo sulla conquista della Liguria, che è una provincia strategica. Sì, indebolire l'Austria sono d'accordo, ma magari più che altro creando il Baden in questo momento, no? E magari prendendo la Carinzia, che è una nostra pretesa da lungo tempo, piuttosto che invece conquistando troppe province. Le uniche due nazioni, ecco, del Sacro Romano Impero che dovremmo cercare di indebolire sono appunto l'Austria, perché ci odia una grande potenza, tra l'altro, quindi non è affatto come dire uno stato membro quieto e pacifico, ma come dire più che mansueto è molto feroce nei nostri confronti, quindi dovremo cercare di tenerla sotto controllo, e anche la Boemia, perché ahimè la Boemia oltre al fatto che vabbè adesso abbiamo fatto un matrimonio reale, però in sé la Boemia è eretica, quindi non potremo convertirla e questo riduce di molto il suo apprezzamento verso le nostre decisioni. Sono, come dire, due spine al fianco nell'impero, benché ormai l'impero sia assicurato per noi, però il titolo è assicurato, ma il vero controllo dell'impero non sarà facilissimo, perché ci sono queste due nazioni riluttanti ad accettare il nostro dominio. Comunque adesso direi che è il momento di andare avanti, portare appunto con le marce forzate i nostri amichetti. Ecco, abbiamo delle integrazioni in Giappone. Magari convertiamoli già. Allora, dovremmo aggiungere, ecco, magari facciamo questo spostamento della flotta e il 4 agosto dovremmo essere già qua. Qui arriveremo invece quando? In data imprecisata. Al 9. Ah, c'erano dei ribelli, ecco perché. Beh, allora possiamo intraprendere delle marce forzate anche qui il 2 e il 4, quindi stiamo molto attenti a quello che succede qua. Non voglio spendere punti militari, quindi userò il mio trucchetto, il mio tipico eie. Allora
6, ecco, perfetto. Qui ho dimenticato, cioè, le marce forzate sono molto utili se poi ci si dimentica di muovere l'esercito. Allora, e portiamo questo esercito via mare in Sud America, speriamo davvero. Stavamo attaccando in maniera folle. Allora, abbiamo un diplomatico che usiamo per la nostra dichiarazione di guerra, ovviamente. Abbiamo solo il casus belli revoca l'elettorato, che in realtà non è il nostro vero e proprio obiettivo, ma purtroppo non avendo confini con la Sassonia non possiamo avere il casus belli dell'eresia. Dichiariamo comunque guerra. Hanno pochi e deboli alleati, quindi sarà probabilmente facile sconfiggerli. Allora, dobbiamo fare subito pace però, Allora, questo tentativo di supportare i ribelli non può avere seguito, quindi agosto, settembre, il prossimo mese scadono. Sì, quindi facciamo subito sta pace, magari a fine mese. Il 13 qua. Disease. Vabbè, niente di significativo. Abbiamo detto il 13. Ok, a Rupin abbiamo già vinto. Fantastica. Allora. Il 25 questa volta. Ok, abbiamo ingaggiato un'altra volta il nemico. 25. Stiamo d'occhio. Vediamo se vinciamo prima. Se no, possiamo intanto migliorare magari le nostre relazioni. Ok, ce l'abbiamo fatta. Il 25 è ancora lontanuccio. Allora, concludiamo il nostro riassestamento all'esercito qua. Tornato l'altro diplomatico. Ecco, finalmente torniamo in territorio amichevole. Allora, come usare il diplomatico? Ma potremmo mandarlo un secondino in Svizzera, farlo tornare e fare subito la pace con l'Austria. Speriamo davvero bene per queste successioni disputate. Le probabilità non sono molte, ma in palio c'è davvero un premio prezioso. Intanto anche Lisbona è caduta, fantastico. A questo punto possiamo unificare un po' le nostre flotte. Io, ecco, farei anche una cosa interessante qua, cioè tenterei, possibilmente, sto sbagliando i bottoni una volta. Allora, prendiamoci questa, di intercettare questa maledetta. Guardate che hanno preso la provincia. Sono il 14, purtroppo noi arriviamo un po' in ritardo. Ecco, questa flotta scozzese che ha sbarcato le truppe ci ha già dato un po' di problemi. Mi piacerebbe davvero sgominarla. Allora, vediamo di fare la pace. Austria, carissima, abbiamo già predisposto tutto. In particolare vogliamo cedere Limburg al nostro vassallo
Colonia, prenderci queste province e la Carinzia. Soffriremo di 36 di occidentacci, però 36 è un po' troppo, però come vedete già a gennaio dovremmo scendere sotto il limite, quindi vabbè, lo possiamo tollerare, sopravviveremo insomma. Una cosa che io non riesco a capire è perché non possiamo liberare Bar. Avevo controllato, c'è un corso Bar, ma noi in nessun modo possiamo liberare Bar. O prendiamo Barrois e poi la liberiamo. Però è un po' ridicolo. Ora non possiamo, tra l'altro, perché abbiamo già troppi interessi. E non viene neanche preteso su Barrois. Un conto è conquistarla se c'è qualche pretesa. Allora, io pensavo, ecco, una cosa che avevo notato, che è molto più conveniente far così, si spendono punti diplomatici in meno. Non c'è differenza di prezzo, è un po' una stranezza questa, però stando più attenti possiamo risparmiare qualche punto diplomatico. Qui naturalmente spendiamo punti diplomatici per fare queste operazioni, però ci serviranno, saranno molto utili, senz'altro. Va bene, quindi mandiamo pure la richiesta all'Austria. Ecco, come vedete abbiamo ripristinato Baden come una fenice e di nuovo risorto delle ceneri. Va bene, abbiamo speso anche pochi punti tutto sommato. Allora, intanto possiamo continuare la nostra costruzione qua. Credo che sia molto utile. Ci stanno dando questo davvero, c'è purtroppo questo bug, però possibilità di fare parecchie navi. Io però partirei facendo ancora questi porti, magari in Grecia, questi dock che sarebbero dei bacini, credo, di costruzione delle navi, degli attracchi, no, forse. Allora, qui dovremmo far pace anche con Genova, ma è più facile a dirsi che a farsi, perché non so bene che pace fare con Genova. Intanto c'è un altro evento. C'è le pecorelle che tornano, no, una pecorella che torna al Covile. Il Baden, uno stato membro del Sacro Romano Impero, si è convertito alla vera fede. Ah, interessante questo. Guadagniamo altri 10 di autorità imperiale. Guadagna anche un nuovo tipo di forma di governo, perché probabilmente era protestante. In questo modo forse non possiamo ancora passare la riforma, ma come vedete già 11 principi su 18 la voterebbero. E questo è un altro freno a farci a Genova, che cioè, se adesso ci prendiamo Genova, mi stavo dimenticando una cosa abbastanza importante. Se adesso ci prendiamo Genova, peggioriamo le relazioni con tutti i principi. Sarebbe davvero conveniente se riuscissimo a, in qualche modo, a convincere i principi a votare a nostro favore. Chi sono i principi che votano contro di noi? Questi sciocchi. D'altronde, naturalmente la Boemia, però la Boemia è proprio un caso disperato. Bisognerebbe trovare, questo vota per noi, contro di noi, Brunswick ad esempio, Hesse in guerra, Mainz, Mecklenburg, il Mecklenburg che noi abbiamo liberato vota comunque contro di noi, il Palatinato è in guerra, Pomerania,
La Sassonia in guerra, Salisburgo ci odia perché è eretico tra l'altro. La Svizzera potrebbe avere un cambiamento, Ulma anche. Insomma, dobbiamo spostare. Quanti stati dobbiamo spostare praticamente? 4, bastano 4. Non sono troppi, no. Allora, non sono troppi, però dobbiamo fare anche la pace con Genova. L'ANSA naturalmente vota per noi, immagino. Sì. Però di poco, sti eretici. Vabbè. Utrecht possiamo cambiare. Savoia si oppone, è in guerra. Potremmo far pace con Savoia? Non si opporrebbe di certo. Würzburg di pochissimo. Beh, allora credo ci siano delle buone speranze per noi. Allora, e cerchiamo di concretizzarle il prima possibile. Potremmo far pace appunto con i Savoia. Io credo appunto che non sia così conveniente annetterli. Perciò, anche per passare più rapidamente queste decisioni, non abbiamo bisogno di questi, di annetterli appunto. Basta alleanze con questi paesi. A noi va bene. Facciamo pure tutto questo e mandiamo le richieste. Va bene. Credo che ci vorranno un po' più bene, esatto. Intanto qui mi sono dimenticato completamente di questa armata. La mandiamo qua senza marce forzate a questo punto. Allora, qui mi stavo dimenticando anche di questa, ahimè. Ok, abbiamo perlomeno riconquistato la provincia. Adesso magari aspettiamo qualche giorno. Allora, Würzburg è certamente pronta a passare alla nostra parte. Vediamo se riusciamo davvero nei nostri intenti. Adesso con chi siamo in guerra nell'impero? Hesse, Palatinato. Noi in realtà non abbiamo particolari mire su questi stati. Hesse. Potremmo volere una restituzione a degli stati un po' più amichevoli. Beh, ma non ce l'hanno in realtà con noi. Un po' sì. Palatinato, vediamo un po'. Magonza, ma no, il Palatinato non è certamente interessante. Potremmo cercare di far pace quindi con questi stati, ma se non la vogliono fare, io non è che posso farci molto. Quanto sono sciocchi. E vabbè. Niente paci, allora intanto vogliono proprio aspettare la rovina. E Turingia si oppone. La Svizzera era tra quelli un po', come dire, convertibili, ma non è facilissimo. Vediamo se Savoia... Adesso Savoia vota per noi. Questo è già un buon passo avanti. Quindi siamo a 12 contro 17. Purtroppo sarà facile far 13 contro 16, ma poi un po' di meno. Procedere. Beh, proviamo con la Svizzera. Svizzera è davvero offesa, però. Chissà perché. Non mi ricordo cosa gli ho fatto. Devo aver fatto qualcosa di terribile, però... Ma in realtà non gli ho mai conquistato niente la Svizzera. Ecco,
C'è qualche novità? Eccoli qua. Flotta veneziana. Potrebbe esserci appunto qualche speranza. Io direi di riunire tutte le nostre forze. C'è qualche flotta? Ma sì, persino voi. Genovese, mercantile genovese. Allora, abbiamo Toledo qua. Potremmo magari ridistribuire un po' le nostre armate. Trovo che faremo un po' fatica a convertire gli ultimi due. Allora, non so se ho scelto bene la Svizzera. Chi era? Ulm poteva essere, se non la Svizzera. Beh sì. A quanto pare non sono molti. Ah, c'è Brunswick che è molto più propenso. E Mecklenburg. Brunswick e Mecklenburg. Vabbè, allora facciamo Brunswick e Mecklenburg. Ad esempio, non ha forse così tanto senso. Allora, la Boemia in questo senso. Purtroppo non sono protestanti, è questo che ce li rende ostili, ma vorrebbero essere convertiti, ma persino vassalizzati. Brunswick e Mecklenburg. Brunswick è qua, ci odia un po', ma Boemia, torniamo anche dalla Boemia. Aspettiamo 2 giorni qua. Svizzera nella coalizione contro noi, l'Austria è uscita. Vabbè, un po' di cambiamenti. Non so perché ce l'abbiate con noi svizzeri. Cosa vi abbiamo fatto infatti? Niente di che. Allora, Mecklenburg. Miglioriamo le relazioni. Adesso miglioriamo anche con Brunswick. Intanto, come vedete, Girona e Jaén sono cadute. Tentano di nascondersi. Ce la faranno? Questa è la domanda. Forse ci conviene prendere anche questi, Non sarà uno scontro proprio facile. Speriamo non Utrecht nella coalizione contro noi. E a me questa coalizione non si rimpicciolisce. Ah, accidenti. Qui abbiamo 108, non è ancora successo niente di grave, ma non ci voleva l'evento, cioè la ribellione adesso, proprio in questo momento. Magari ci prendiamo il leader e anche le marce forzate. Vogliamo stroncarla molto rapidamente, tipo in 4 giorni. Intanto abbiamo ingaggiato il nemico anche in Uruguay. Ok, qui sarà facile. Ho fabbricato la pretesa, ecco, così potremmo magari migliorare anche le altre relazioni. Sembra che invece qui abbiamo stravinto, ma sembra che anche in Sud America non ci sarà più difficoltà. Wow, abbiamo stroncato completamente
nostri nemici. Ecco, nelle Azzorre ci scontreremo. Allora, qui stiamo arrivando troppo rapidi con queste. Ok. Facciamo passare un altro giorno in modo da arrivare insieme. Ho dimenticato, maledizione. E non ho neanche porti qua. Loro non hanno leader. Allora, non devo dimenticarmelo. Vabbè, portiamolo qua. Il leader, potentissimo, Ottaviano di Cardè. Dovremmo coglierli abbastanza alla sprovvista. Ireneo intanto è caduto. Allora. Qui intanto, vista il successo delle nostre operazioni, possiamo anche magari riportare indietro Mainz e Würzburg. Perché? Ok, abbiamo ingaggiato come sapevamo i nostri nemici. Non so se vinceremo senza perdite. Siamo 53 navi al momento. Abbiamo una pessima posizione per qualche ragione, come se non fosse tutta, cioè non dovevamo essere noi a coglierli sorpresa. No, a quanto pare. Qui arriveremo 53, diventiamo 91 contro 19, dovremmo davvero vincere. Qualcuno penserà a niente mai certo in questa situazione. Un moschito e un galeone. Valencia, un'altra conquista. Allora, ahie, però questa non ci voleva. Allora noi non possiamo far nulla. Che ce ne facciamo di ste navi? Boh, mandiamo queste in Ragusa, mentre le altre sono impegnate. 91. Come si poteva prevedere, le navi sono sotto attacco, però non era il momento giusto per un secondo attacco navale. Tolosa e Aragona. Allora, potremmo fare... vedere prima di tutto se c'è qualche altro passaggio. Sì, ovvero Würzburg, immagino. No, forse non c'è nessun altro passaggio, mi sono solo confuso io. Alla Würzburg. Opinion, teocrazia, potere economico. La nostra sovraestensione influisce considerevolmente. Quindi questa situazione è destinata a migliorare. Guardate un po'. Ha dimostrato di sapere anche loro il fatto loro. Ottaviani Cardè arriva domani. Questo dovrebbe segnare la nostra vittoria qui. Ma invece qui dobbiamo battere ritirata. Direi proprio sì. Allora c'è stato un po' uno sconvolgimento.
Ah, bene, questo è un ottimo avvenimento. Finalmente Murcia, il war goal, è caduto. Però qui invece è un po' difficile. Ok, qui abbiamo perso ben 3 navi pesanti, però abbiamo battuto le loro e guadagnato anche un po' di tradizione. Allora, no, ho sbagliato tutto. Allora, va bene. Abbiamo fatto un po' di stragi, diciamo, eh. Vediamo se riusciamo a scampare, ma sembra sempre più difficile. Ci hanno catturato una nave pesante, maledetti. Ok, qui gli spagnoli invece hanno dovuto battere la ritirata. Qui siamo. Allora, Ragusa. Prendiamoci questa. Dal mercantile e poi la rimandiamo a Ragusa. Se dovremmo ricostruire la flotta, evidentemente. Anche i portoghesi ci pensano a combinare le loro bischerate. Allora, proviamo a difenderci in questo caso. Ah, wow! Certo, abbiamo lasciato scoperto. Sembra... Potrebbero essere le ultime parole famose, ma che non sia successo nessun evento negativo nonostante la sovraestensione. Una sorta di miracolo. Naturalmente, anche se le nostre navi sono affondate, non è poi così grave, se consideriamo che ok, Ottaviani Cardea è con noi. Dicevo, se consideriamo in particolare che possiamo costruire navi più moderne, quindi tutto sommato è un ammodernamento necessario. Tra l'altro abbiamo guadagnato una nave pesante. Purtroppo invece ne abbiamo persa una. Vabbè, niente che... Genova, rimandiamoci queste navi e queste a Siviglia. Siviglia, sì, è sempre sotto il nostro controllo. Ok, forse siamo tornati a livelli, ecco, controllati, perfetto. Allora, dovremmo aspettare fino a Sirte adesso, se non volessimo ritornare a livelli esagerati invece di esaurimento di guerra, però, cioè di sovraestensione, però la controbilancia è l'esaurimento di guerra.
Ah, perché ha cambiato nome? Vabbè. Non si capisce mai neanche qual è poi l'armata che prende il nome. O che dà il nome, insomma. Sono passati dalla Francia, maledetta Francia. Ce li fregati, eh? Allora, ci sono ancora successioni disputate qui? Sì. Beh, questo... Beh, non è passato molto tempo in realtà. Ah, crisi del sale. Beh, la nostra economia questo non fa il solletico. Allora, fa nemmeno il solletico, devo dire. Magari aspettiamo un mesetto e stacchiamo le danneggiate. Torniamo all'assalto. Alicante è caduto. Finalmente. E le riportiamo addirittura a Granada perché non c'è davvero più necessità. Questi nel 61, quindi ancora in tempo siamo. Già. Ok, siamo... il nostro piano d'azione sta proseguendo bene. Allora, vediamo se c'è qualche novità riguardo i dock. Facciamo anche a Burgas a sto punto. E facciamo a Cartagine questo. Solo perché abbiamo un sacco di punti diplomatici. Coimbra. Vediamo. Ah, finalmente è caduta anche Coimbra. Fantastico. Castilla la Vella. Castiglia. Asturie. Un conto alla rovescia qua. Allora è tornato il nostro diplomatico. Lo potremmo utilizzare per varie missioni. Qui siamo sempre nel nostro... No, 15! Ah, non possiamo mentre siamo in guerra. Ma che fregatura. No. Non avevo considerato una cosa abbastanza importante. Allora dobbiamo far pace con Genova prima. Allora, il nostro problema è che se questa è la pace, 64, 64, se si va a sommare al 36 di Cartnen va a 100, esattamente. Il problema è che c'è anche, beh, no, però direi che è il caso di andare un pochino sopra il 100. Non so se aspettare magari questo, aprile. Ma sì. Però poi dovremmo, ahimè, accettare la situazione. Intanto la Russia ormai confina con noi, il Kazan non esiste quasi più. Chagatai. Chagatai è praticamente un residuo dell'impero mongolo. Nel 1600, sì. Ci sono ancora i residui dell'impero mongolo. Allora, fabbrichiamo pure le pretese sui mamelucchi. Saranno magari uno dei nostri prossimi obiettivi. Ecco, anche Barcellona finalmente è caduta. E la Cantabria. Abbiamo Carlo Emanuele della Rovere qua. Leon. Galizia, va bene. Ok, non rimane più nulla. Semplicemente.
Esiste ancora la flotta veneziana? Sì, però dovremmo stare un po' attenti. E Navarra. Ok. Taviano Icardè, magari togliamola da questa. Non ci ha fatto tutta sta fretta però. Ok, un'altra nave spagnola ridotta in macerie. Cavoli, adesso potremmo passare la decisione, ma non la possiamo passare. Potremmo, ma non possiamo. Ok, direi appunto di ritirarci simpaticamente e ricostituire un po' di ordine magari. La Russia maledetta si diverte a importunarci. Cosa rimane della Spagna? Non molto. Allora facciamo pure pace con Genova. Ai termini stabiliti. Volendo si poteva prendere anche la Serbia. No, non è vero. Questa è comunque la pace massima che si possa ottenere. Quindi non abbiamo insomma neanche avuto grosse perdite da questa tattica prudente. Va bene. Non abbiamo soldi, non abbiamo alleanze da distruggere. Perché siete alleati di Austria? Perché no? Alleanza ottima da distruggere. Oh, tutte e due. Vabbè, se volete. Noi prendiamo il prestigio volentieri. Perché non c'è prestigio qua. Andiamo sovraestesi. Ma vabbè, dobbiamo terminare tutte le guerre a quanto pare per passare le nostre riforme imperiali. Se dovremmo decidere qua, opteremo per cedere Ruppin, perché a questo punto non ci serve altra autorità imperiale direttamente in questo momento. Allora, integriamo subito Genova naturalmente. Ci impiegheremo poco probabilmente perché 60 come vedete. Ecco, adesso saranno un po' di mesi difficili. 120 e Caffa. Salisburgo in coalizione. Caffa ci vorrà un po' di più. 62 addirittura. E questo sarà un po' il problema. Ecco, dovremmo anche progettare la conquista della Crimea, che potrà essere conquistata quasi tutta in un colpo, ma non tutta. Allora, gli ottomani, dobbiamo migliorare di nuovo un po' le relazioni con loro. A quanto pare. E abbiamo un controllo assurdo del papato. Ormai nessuno ci si avvicina nemmeno lontanamente.
dovremmo più avere, ecco, infatti. Ok, siamo stabili, non abbiamo più le pretese su Caffa. Allora, potremmo... Oh, qui c'è la... Conquistato tutto il Canada spagnolo, invece dovremmo, ecco, procedere all'interno dei territori portoghesi e sbarcare anche la nostra seconda forza. Tanto questi sono gli inglesi, eh? Ok, la flotta veneziana esiste ancora, ma un po' ridimensionata. Non di molto in realtà, perché c'è anche questa. Speriamo bene, intanto che arriva... Deve passare un anno ancora in cui siamo sovraestesi. Vediamo com'è la situazione qua. Quindi, sì, no, dovrebbero essere 16, 8-16 se ricordo bene la mia composizione. Vediamo se c'è qualche legione ancora esistente da qualche parte nel mondo. No, è 18, 4, 18, credo. Ormai è vero, non abbiamo mantenuto nessuna legione nella sua composizione. Forse ci sono due alternative, tra l'altro, e non sapevo quale fosse migliore. Questa era di un tipo, questa di un altro. Un po' difficile scegliere. Forse meglio puntare, secondo me, su fanteria e artiglieria. Come del resto qui non è che ci sia molta cavalleria, quindi probabilmente questa era la composizione di queste armate. Vittorio Montefeltro, bravi, tenetela. Allora, pare che non servano altri cavalieri. Servirebbero invece degli artiglieri. Non avevo considerato che arrivavano altri due. Vediamo anzi cosa succede qua. Ok, qui abbiamo ricostituito una legione. Autorità imperiale alle stelle. Purtroppo dovremo aspettare ancora un po' per far pace. Manca un artigliere e la seconda legione è fatta. A Calapuglia produciamo oro. Maiorca non ci impensierisce.
osa il Giappone rifiutare i nostri mercanti? Salamanca è caduta. Sembra che siamo ancora a posto. Ecco, potremmo dire così, questo episodio si riassume in questo modo. È iniziato con l'inizio dell'assedio alla penisola iberica e è finito con la fine dell'assedio alla penisola iberica. Siamo sempre più sovrastesi, però. Abbiamo Genova. Finalmente, devo dire. No! E perché ci odiano? Cosa è cambiato? Un po' di espansione aggressiva? Non si sa esattamente. C'è stato un peggioramento di relazioni. Si sente? Vabbè. Strano. Non riesco a risalire alla... meno 50 abbiamo avuto. Non è poco. Vabbè. Meno 50. Allora dovremmo anche magari considerare magari questo, dividerlo e prenderci magari questa provincia e poi andare avanti, sbarcare. Sarà un affare interessante. Non so cosa intendano fare gli inglesi, che abbiamo cacciato ormai oltre tutti i limiti possibili. Hanno delle province, delle religioni diverse a quanto pare in Giappone. No, allora il buddismo... Ah no, no, certo, in Vietnam. Ok. Ok. Una provincia conquistata. Tripoli, fantastico. Fish, meno fantastico. Ok, Tripoli, questo lo chiamiamo anche Sirte. Giustamente, non dimentichiamola. E... quindi... beh, sta andando tutto benino, eh? Tranne per la Francia, vabbè, era un po' una pretesa vana che potesse andare così bene, forse. Vediamo se... no, è sbilanciata. Però l'artiglieria l'abbiamo qua. Quindi 3 legioni le abbiamo qua. Ok, questa è proprio l'artiglieria che serve per completare queste legioni. Voi ci assediate, ma... noi in realtà potremmo fare... sì, se noi vi assediamo però è un po' peggio, eh. Allora, io direi di fare una bella cocca da qualche parte, magari Venezia. Beh, non è più una cocca in realtà, una nave a trasporto, diciamo. Allora, qui abbiamo un po' di... soldati di troppo, per così dire. Abbiamo costruito un sacco, a quanto pare, di edifici. Costruire questo a Palermo e i dry dock in Grecia. Allora, cosa ci forniscono i dry dock? Niente di particolare in realtà, però li facciamo perché è quello che viene dopo che conta. La Spagna vediamo cosa ci offrirebbe. Mursia, solo Mursia, ma siete fuori.
Nuovo cardinale, fantastico. Naturalmente anche quest'altro è subito nostro. E ne abbiamo buttato fuori uno straniero. Quindi questa volta, almeno questa volta, non ci si può lamentare. Cosa ci vuole concedere la sconfitta, Lipsia. Vabbè, allora forse potremmo iniziare a considerare... Wow, più che iniziare a finire anche. Allora, di far pace qui. Tranquillamente. Doveva esserci questo. Ok. Adesso potremmo pensare di completare questi. 8 e 8 servono. Non è vero perché sono... sarebbero 4 e 8. Non abbiamo soldi. Ok, iniziamo così. Non ero più abituato a questo. Certamente no. 120.000 uomini nel sud della Spagna. Non è poco. Verrebbe voglia di punire questi staterelli, statucoli. Via i vostri trattati. No. Vabbè, niente. Oh. Siete proprio malefici. Possiamo fare... perché non posso restituire? Vabbè, ma tutto sommato ciò che importa di più è questo. È da qui che posso restituire. Naturalmente. E non posso fare tutte e due le cose, lo farò più avanti. Potrei anche davvero revocare l'elettorato. Questo lo considero. Allora, iniziamo con far pace con questi inutili staterelli qua. Che alleanze hai tu? Francia, Bavaria. No, non se ne parla, è Francia e Bavaria in particolare. Ma tutte, basta. Ok, non tutte. Va bene. E questa è la prima offerta di pace. Ecco, finalmente possiamo finanziare tutte quante le nostre armate. Andiamo a recuperare magari quelle libiche. Anzi, prima magari sbarchiamo queste. Dovrebbero essere... Ah, giusto. Siamo un po' carenti. Epoca di crisi. Come va la costruzione della nostra navicella? Questa.
Siamo stati colti di sorpresa, lo scopriremo molto presto. Perché sto portando, vabbè, avanti e indietro. Già, colti di sorpresa, come degli imbecilli. Allora, colonia spagnola. Purtroppo qui non ci soccorreranno in molti. Ok, proviamo con le marce forzate. Ma è lunga. Vabbè. Si sono ripresi la colonia. Vabbè, vedremo un attimo cosa fare ora. Ma chiudiamo pure qui l'episodio, che è stato, come al solito, un lungo episodio. Dov'è che possiamo costruirlo esattamente questo? Caffa? Se ce lo dice, si potrà fare da qualche parte. La Boemia c'è ancora, quantomeno. Chi lo sa? Qui come va? Sarebbero... siamo tornati in minoranza, naturalmente. Poi quando sceglieremo, faremo la pace qua, penso che le province che prenderemo saranno Salamanca, Murcia naturalmente, forse Cordoba, il denaro, naturalmente Coimbra, Overextension, forse già abbastanza. Ok, sarebbe questo. Liberare Aragona potremmo persino, ma forse ci accontenteremo di meno. Non so però di cosa. E prenderemo magari, ecco, le colonie, naturalmente. Quanto costano le colonie? E direi che è stato un buon episodio. Conquista di Genova di Caffa, che si potrebbe essere meno famosa, però meno importante per la nostra partita. Comunque una conquista che ci voleva. E la Carinzia, potremmo anche chiamarla appunto Carinzia. E davvero ci salutiamo qui, alla prossima ragazzi.